Stavo camminando per Padova quando mi accorgo di questo e mi chiedevo, ma di che si tratta? Perché effettivamente non sembra niente di utile e sembra una forma anche abbastanza strana per un cestino e mi ricordavo che fosse qualcosa di particolare. Quindi mi sono messo a indagare. Dopo aver cercato inutilmente su Google e ChatGPT, gli utenti del gruppo Facebook La Vecchia Padova sono riusciti a risolvere il mio mistero. Era la base di un orologio unico del suo genere. Questo orologio, l'Elicor 85, progettato dal professor Renzo Zanetti e col designer architetto Oscar Marchi, segnava il tempo con due indici elicoidali che ruotavano con cicli, uno da 12 ore e l'altro da 60 minuti, dentro due cilindri trasparenti sovrapposti, uno per le ore e uno per i minuti, rendendo quindi possibile leggere l'ora contemporaneamente da 5 direzioni. Costruito dall'impresa Antenore Giaccon con fondi del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dato in concessione al Comune, viene inaugurato il 7 febbraio 1964 in Largo Europa. Dopo solo 6 mesi ha un primo guasto. Nell'arco di circa 15 anni per 10 volte verrà riparato da un elettricista che aveva collaborato a costruirlo. Il professor Zanetti intanto si era trasferito a Udine portando con sé i disegni. All'ultimo guasto nessuno riesce più a farlo ripartire. Con la crescita del traffico per evitare incidenti gravi il Comune decide di rimuoverlo. Il consigliere ricercatore Sandro Faleschini ne promuove il restauro e lo fa posizionare all'ingresso del CNR di Corso Stati Uniti nel 1998. Funzionerà per una quindicina d'anni fino a fermarsi sulle 10:45 che segna ancora oggi in maniera sempre meno chiara, mentre in Largo Europa resta la base in rovina, testimone di una storia ormai quasi dimenticata.